Inganno da film a Nuoro. Una donna truffata al distributore self-service. Chiede aiuto e il truffatore le usa la carta per fare il pieno. Ma la polizia è intervenuta subito. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola Informa. Iscriviti al canale e lascia un like per supportare questa divulgazione sulla cronaca sarda. L'episodio è avvenuto in un distributore di carburante a Nuoro. La donna, inesperta con il self-service, si trovava in difficoltà con la sua carta e ha chiesto aiuto a un altro automobilista in coda. Quello che doveva essere un gesto di cortesia si è trasformato in un raggiro. L'uomo ha preso la carta e con una spudoratezza incredibile l'ha usata per fare il pieno alla propria auto, ignorando la fiducia e poi fuggendo via. Ma come hanno fatto gli agenti della squadra volante e della Polizia di Stato a rintracciarlo così velocemente? Grazie alla prontezza della vittima, la polizia è riuscita in breve tempo a rintracciare il truffatore a Nuoro, costringendolo a tornare sul posto e a restituire la somma sottratta. Un episodio che mette in luce i rischi delle truffe quotidiane anche in Sardegna. Ti è piaciuto questo video? Iscriviti all'Isola Informa e attiva la campanella per non perdere le prossime notizie della Sardegna. Grazie per avermi dedicato il tuo tempo e il tuo supporto. Ti saluto e ti auguro una fantastica giornata. A presto.